Completamento della Valdastico Nord, un'opera definita dal governatore Zaia strategica per il Veneto. Valsugana, esiste un project financing che molti ritengono insostenibile per la valle, da puntare sull'accordo con Trento. Buonasera a tutti voi telespettatori, come avete sentito dai titoli apriamo il telegiornale con il completamento della Valdastico Nord, un'opera definita dal governatore Zaia strategica per il Veneto. E mentre gli autonomi trentini si oppongono al progetto, da Roma ci sarebbero segnali positivi sulla realizzazione dell'infrastruttura. Valdastico Nord, l'infrastruttura deve essere fatta nonostante le obiezioni dei confinanti trentini. Ne è convinto il governatore del Veneto Luca Zaia, che in vista delle prossime sedute del CIPE per affrontare il nodo della Valdastico ne dichiara l'importanza e la necessità di realizzarla in tempi celeri, senza ulteriori proroghe. A supporto, dichiara Zaia, lo stesso ministro Lupi, che nell'incontro a Roma si è dimostrato favorevole al completamento dell'arteria. Su Valdastico siamo assolutamente in buona posizione. La questione Valdastico Nord è al vaglio di analisi e approfondimenti dal 2007. Anche l'assessore veneto al bilancio, Roberto Ciambetti, parla di un'opera strategica che non prevede sborsi per lo Stato, visto che le spese sono accollate dalla società autostradale, e il completamento a nord della Valdastico, andando a intercettare anche la costruenda pedemontana, avrebbe un impatto positivo sui flussi del traffico. Stiamo parlando di un prolungamento verso nord, quindi un completamento della Valdastico Nord, che significherebbe concludere questa autostrada, significherebbe sgravare l'A4, quindi il tratto Venezia-Milano, Milano-Venezia, di molti milioni di auto, quindi meno inquinamento e meno pericolosità. Avremo un nuovo valico, cioè la possibilità sud-nord di avere un nuovo valico che arriva su Brennero, e poi non dimentichiamoci che Valdastico per noi vuol dire provincia di Rovigo, perché poi lì si genera e quindi anche la provincia di Rovigo collegata ad A4 e a Brennero in maniera molto più veloce. E a proposito di corridoi stradali verso il nord, il tema della realizzazione della Valdastico si lega inevitabilmente a quello della Valsugana. Esiste, come noto, un project financing che molti ritengono insostenibile per la valle, ma il nocciolo della questione sta nell'accordo con Trento. Ovviamente la Valsugana è strettamente collegata alla questione della Valdastico e si conforma sempre più l'ipotesi che si era fatto fin dall'inizio, che non sono strade complementari ma bensì strade alternative. Ovviamente adesso noi seguiamo da vicino quelle che sono le vicende senza entrare nel merito, perché qua fondamentale e decisivo è il ruolo politico. Ovviamente quello che noi chiediamo, qualora si arrivasse ad un dunque, una maggior forza, una presa di posizione, perché comunque la Valsugana non deve essere abbandonata. Questo project era insostenibile, ma è indispensabile intervenire e dare una messa in sicurezza soprattutto di quei punti critici che sono e rimangono Carpanè e San Marino. Ovviamente noi chiederemo anche qualcosa di più e magari può essere messo nel piatto con i trentini, ossia uno sviluppo da un punto di vista turistico, quindi potremmo anche arrivare a degli accordi che possono essere lungo la ciclopista, perché no, la rete ferroviaria. Insomma, possiamo anche dire che in questo momento siamo anche abbastanza stanchi di perdere il treno e ahimè stiamo constatando anche nella realtà dei fatti che stiamo perdendo le corse. Da parte dei comitati, dei gruppi, noi non abbassiamo mai la guardia e torneremo nuovamente a settembre, il 21 di settembre a Romano de Zelino, nel luogo, diciamo, laddove è partita la forte spinta per il sì favorevole a questo project financing, per dire con maggior forza di intervenire, bloccare questo project e trovare una soluzione equa, ma che sia soprattutto una nuova proposta di rilancio sia della Pedemontana che della Val Brenta.